L'opera del pittore Carlo Maratta fu commissionata dal nobile Pietro Nembrini per l'altare maggiore della chiesa di San Nicola, demolita nel 1821 per permettere la costruzione del Teatro delle Muse. Maratta è uno dei pittori marchigiani più noti del barocco, nato a Camerano nel 1625, ma formatosi a Roma, dove per mezzo secolo domina la scena artistica. I vostri occhi sono accompagnati a leggere la composizione passo per passo, stazionando su ogni santo, mentre intraprendete un percorso sinuoso che vi conduce al trionfo della divinità in un cielo incandescente. L'illusione dell'ascesa è un espediente scenico che coinvolge lo spettatore, come nella migliore tradizione barocca. Ma Maratta non si lascia prendere dagli eccessi travolgenti e bilancia la composizione con una suprema armonia che si percepisce nei gesti, nelle pose, negli sguardi dei personaggi. Il dipinto è dominato nella parte superiore dalla raffigurazione della Vergine col bambino circondata da angeli, mentre ai suoi piedi in adorazione si trovano San Nicola di Bari, rappresentato con il pastorale, ed identificabile grazie alle 3 sfere d'oro poste sul libro retto da un putto. San Francesco di Sales, in ginocchio, con le mani al petto, e Sant'Ambrogio, seduto nell'angolo sinistro della composizione, con accanto lo staffile, suo attributo iconografico legato alla lotta condotta contro gli eretici. Nel taglio del libro retto dal putto a lato, al centro del dipinto, si legge la data di esecuzione dell'opera, 1672.